bienvenidas las asociaciones que nos acompañan, bienvenidos los amigos, bienvenidos el entorno cultural del Instituto Italiano y de la Fame Forlara Montevideo. Sapete voi che cosa sia un emigrante? Ecco qua, un documento, un bel timbro e siete serviti. Emigrare di qua e di là dall'Aga, emigrare a nord o a sud. Io vi fo sapere il rimanente viaggio. Partiti che siamo di Gibilterra, il nostro vapore andava a gonfie vele. Una luce di terra che qualcuno diceva che erano montagne, le montagne del Brasile. E allora tutti siamo venuti su in coperta, su sul ponte della nave, e ci siamo messi a strillare, a gridare, a ballare, e a gridare, a strillare, a gridare: evviva, evviva, l'America, 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 l'America. Per conto dell'America, la è una merda, perché i lavori vanno male, i lavori di ferrata sono fermi, alla mattina si comincia con le stelle, alla sera si finisce con le stelle, per conto del mangiare, alla mattina fasoli, a mezzogiorno fasioli, alla sera fasioli. Dal Friuli, quando l'Uruguay aveva messo a terra il Brasile al Maracanã. Chissà, forse laggiù non l'avevano trovata in edicola, oppure volevano la leggessimo, prima anche noi, che sapessimo la gloria di quel momento, la gioia improvvisa in quel loro nuovo paese piccolo, stretto tra due giganti, eppure così bravo a buttare il cuore oltre gli ostacoli, a mandare la palla in fondo alla rete. E poi c'era questa storia. Quei friulani, attorno a Mariano e Cormons, alcuni pure nostri lontani parenti, che beffati dalle promesse del console di Trieste e di Udine, ne erano andati, già nel 23, per fondare una colonia chiamata Nuova Corona, la cooperativa dove lavorava, allievo di Juan Minut, alla preparazione dei formaggi più buoni di tutto il Sud America. Ma tant'è, anche io, per dire, l'ho sempre chiamato così, Pablo. Lo faccio ancora adesso, mentre ricordo con dolcezza le caramelle al latte che mi regalava, il corridoio lungo e stretto di quella casa in cui passavo certi pomeriggi mentre i miei erano al lavoro. Ursula per Ursula s'è fatto su che vi, o mangi pane con puli se spietti me marit le latte in Francia per comprare una belanza, per pesarme barbe grot che il centave di egno. Le tantim che ci resta fu e fastidis di ogni lavora per me di un fra lavora e di sì e non deve che il cambio non me ya in 6 mesi e tutto il giro no sti fa